Caso bollente della chiusura del Ponte Nuovo di Bassano, deciso intervento del consigliere Poletto. Caos Isaac sulla vicenda case di riposo, alza la voce il PD, dicono no alla privatizzazione. Sanità in Veneto, 7 persone su 10 alle prese con le liste d'attesa, l'UL 7 si aggiudica la maglia nera. La diga del Vanoi approda in Consiglio Comunale romano, Bontorin serve una regia sovraregionale. Violento nubifragio in Val Brenta, una donna è rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato. Monta la protesta lungo strada Torreselle, segnalata la situazione disastrosa in cui versa il sottopasso. Stato di incuria al parcheggio pubblico di Ca Baroncello, i residenti hanno chiamato Rete Veneta. Archiviate le accuse contro l'investitore che 2 anni fa travolse e uccise Manuela Braia, 11 anni, mentre ricasava in bici. Dopo l'incendio di un campo di frumento, il sindaco di Cadone che stacca la corrente ai Rom. Benvenuti all'informazione di Bassano, il caso bollente della chiusura del Ponte Nuovo. In apertura del nostro telegiornale interviene in maniera decisa il consigliere di opposizione Riccardo Poletto. Ponte della Vittoria chiuso da lunedì prossimo per lavori. La questione sta sollevando a dir poco un polverone tra comunicazioni tardive a una città che si troverà letteralmente divisa in 2 per mesi e dichiarazioni da parte dell'assessore Zonta che sanno di tutto, fuorché di chiarezza. Le opposizioni si scatenano. Non aver condiviso prima cosa ha comportato oltretutto? Che alcune possibili alternative non sono neanche state ipotizzate, neanche state vagamente percorse. Chiediamoci quale sarà il prezzo che pagheranno centinaia, migliaia di persone per settimane, ma saranno una città di medie dimensioni, l'8ª città del Veneto, ha una viabilità complessa perché è già divisa da nord a sud e dal fiume Brenta e dalla ferrovia, quindi già Bassano è a rischio ingorghi quotidianamente e lo viviamo tutti quanti. Poi tra l'altro non si capisce dalle risposte dello stesso assessore Zonta se il ponte è in pericolo e la gente inevitabilmente è preoccupata. Certo, allora, diciamolo chiaramente, il ponte non ha problemi strutturali, questo lo dicono i tecnici, insomma, quegli esperti. Quando l'assessore dice c'è un'urgenza, bisogna intervenire subito, credo cerchi di mettere una foglia di fico davanti a una comunicazione mancata, una condivisione mancata che forse a sua volta nasconde una pianificazione mancata e quindi qui rischia di fare, come si dice in Veneto, il tacon peso del sbrego, invoca motivi di urgenza e lascia intendere magari che ci fosse stata prima una pericolosità. Questo per fortuna non c'è. Luglio sarà un mese decisamente caldo, bollente per il traffico cittadino, con la chiusura del Ponte Nuovo e il via della rotatoria ai 3 ponti. C'è chi ventila mosse strategiche in vista delle prossime amministrative. Rischia di diventare un effetto boomerang, quindi rischio di far passare l'idea innanzitutto che le cose non si fanno pianificandole per bene e al meglio delle proprie capacità, ma le si fanno per poter poi piantare delle bandierine o poter sventolare le bandierine e si rischia poi di creare maggior danno, innanzitutto danno reale in questo caso rispetto alla viabilità, ma anche danno elettorale, perché poi la gente che giudica chi ha amministrato la città per in questi 4 anni, saranno 5 l'anno prossimo, in base a come è aumentata o è diminuita la sua qualità di vita. Ora la vicenda case di riposo, alza la voce il Partito Democratico, ecco tutti i dubbi del futuro. Le case di riposo non sono un'azienda e gli anziani non possono essere considerati numeri. Anche il Partito Democratico di Bassano alza la voce sulla situazione delle case di riposo, prende in prestito una frase di Pietro Fabris, è senatore, sindaco e presidente della casa di riposo bassanese, e si dice preoccupato per quello che potrebbe accadere e per quello che la giunta Pavan avrebbe in mente a partire dalla costruzione di una nuova residenza per gli anziani. Le case di riposo di Bassano avevano una situazione 3 anni fa, 4 anni fa, in cui c'erano delle liste di attesa lunghissime. Ora invece ci sono un sacco di posti vuoti e l'amministrazione di Elena Pavan si appresta a privatizzarle. A privatizzarle come? Beh, facendo costruire ai privati una nuova casa di riposo. Il PD chiede anche chiarezza sul rapporto dell'amministrazione con il CDA dell'ISAC, che non dimentichiamolo è stato sfiduciato dall'amministrazione Pavan. Andando d'amore e d'accordo con il CDA che prima ha sfiduciato, per dismettere Villa Serena e costruire una nuova ala della casa di riposo che però porterà 170 posti in meno.
Oltre che preoccupato per il futuro, insomma, il PD chiede che si cambi subito rotta e che le case di riposo restino completamente pubbliche, usufruibili da tutti. Se anche le case di riposo, come la sanità, virano verso il privato, le nostre case di riposo non saranno più un diritto universale per tutti, ma saranno un diritto particolare per pochi, particolare per chi potrà permetterselo. E gli altri si arrangeranno. Siamo estremamente preoccupati da questa situazione e chiediamo un ripensamento al CDA dell'ISAC e un ripensamento all'amministrazione di Elena Pavan. Insomma, se ci sono progetti, numeri certi e documenti, sarebbe opportuno che il sindaco Pavan mostrasse tutto ai cittadini, perché anche, anzi soprattutto, il loro giudizio è importante. Sanità, ora in Veneto 7 persone su 10 alle prese con le liste d'attesa. A dirlo l'indagine condotta dai sindacati regionali in seguito a disagi e segnalazioni che sono stati poi questi dati presentati oggi a Mestre. Liste d'attesa in Veneto, com'è la situazione? La situazione è una situazione di emergenza. Un anno di attesa come minimo per le cataratte, così in tutte le 9 ULSS venete. Nella ULSS 3 al Civile di Venezia appareva anche il ginecologo. Così una signora per un problema urgente, dopo oltre un'ora di viaggio arrivata a Mestre, si è vista restituire la richiesta dall'accettazione del CUP perché era mercoledì e la prestazione si fa solo al martedì e per appuntamento. E ancora nella ULSS 7 una visita entro i 6 mesi segnati sull'impegnativa era disponibile ma solo a pagamento. Soltanto alcune delle testimonianze riportate ai sindacati nell'indagine condotta da marzo a maggio corrente sulle 9 ULSS regionali sui tempi d'attesa per visite ed esami specialistici, cercando di prenotare tramite CUP. Il 69% del campione da noi intervistato, che è di oltre 3.000 persone, non è riuscito a prenotare al CUP. Il 30%, quindi circa 3 su 10, sono riusciti a prenotare con il CUP, ma anche di questi non tutti, anzi molti, non sono riusciti a farlo nei tempi della prescrizione, quindi abbiamo un 46% delle prestazioni entro i 30 giorni che non sono state prenotate dal nostro campione entro i 30 giorni e un 43% nelle prestazioni più lunghe dai 2-3 mesi. Le prestazioni più richieste su cui si è effettuata questa indagine, la diagnostica per immagini, oculistica e la visita cardiologica, solo per citarne alcune. 7 le persone su 10 in lista d'attesa perché non sono riuscite a prenotare tramite CUP. Maglia nera la ULSS 4 del Veneto orientale con l'81%, seguita a ruota dalle vicentine della 8 Berica e 7 Pedemontana, rispettivamente 78 e 76%, con l'ex Equo della 6 Eugania e 3 Serenissima, 71%, staccate di un punto dalla ULSS 2 Marca Trevigiana. Tra l'altro un quarto non sa neanche che, o non è stato messo nelle liste d'attesa o non lo sa, non l'ha capito. Con le prestazioni che finiscono così per essere prenotati a pagamento in strutture pubbliche o private, mentre il 59% degli intervistati attende ancora di essere richiamato dalla ULSS, in questo caso maglia nera alla ULSS 2 Marca Trevigiana, seguita dalla 7 Pedemontana. Nel campione c'è un 68% di anziani, quindi questo è un dato da tenere a mente. Adesso parliamo della diga del Vanoi, sostegno al progetto di realizzazione dell'invaso d'acqua approda in Consiglio Comunale a Romano de Zelino. È indispensabile, dice Bontorin, ma serve una regia sovraregionale. Mentre il dibattito politico in Trentino si accende attorno al caso della diga del Vanoi con discussioni in Consiglio provinciale alimentate dall'accelerazione data al progetto negli ultimi mesi, nella Pedemontana Vicentina si spinge perché il bacino da 33 milioni di metri cubi d'acqua diventi al più presto realtà. La crisi idrica degli ultimi anni ha fatto alzare l'asticella dell'attenzione e ora il sostegno alla realizzazione dell'invaso arriva anche dai consigli comunali. A Romano de Zelino è all'ordine del giorno del Consiglio straordinario di lunedì prossimo 3 luglio. È una cosa che ci interessa da vicino per 2 punti. Per prima cosa riguarda una richiesta che ci è pervenuta dal Consorzio Brenta proprio riguardo della gestione dell'acqua. Ci sono stati importanti problemi di siccità in questi ultimi anni e quella che è la tendenza climatica per il futuro non ci rasserena, di conseguenza è arrivato il momento di impegnarsi tutti, quindi tutti i comuni che fanno parte di quest'area. Dall'altro canto il comune di Romano assieme ai comuni di Pove e Mussolente nella zona pedecollinare
ha un problema che riguarda l'assenza del sistema di irrigazione. Insomma, il territorio bassanese confida di avere presto la banca d'acqua del Vanoi, ma teme di trovare un ostacolo difficile da superare, ovvero il Trentino. Per Bontorin serve una regia sovraregionale. Se ogni regione comincia a mettere dei paletti, e lo vediamo ad esempio con la Valdastico Nord, con tutto quello che riguarda la viabilità, non si arriva da nessuna parte. Serve una regia nazionale, serve che su questo intervengano tutti quelli che sono gli attori che ne hanno la competenza, di conseguenza si parla dal Parlamento in su per portare avanti progettazioni che sono per noi molto importanti. Un violento nubifragio ha colpito ieri la Val Brenta, una donna è rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato. Una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri sulla Val Brenta. Un'ora di pioggia incessante che ha messo in difficoltà l'intero territorio comunale, da Vastagna fino a Cismon del Grappa, ma anche Primolano. Con significativi disagi nel centro abitato di Primolano, con alcuni tombini che non riuscivano a contenere l'acqua e quindi qualche allagamento importante, anche qualche importante disservizio relativamente ad alcuni lavori di allacciamento delle fognature che si stanno completando. In particolare a Cismon i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere un'automobilista finita quasi sommersa con la macchina in un sottopasso invaso dall'acqua a causa del violento nubifragio. I pompieri hanno recuperato l'auto mentre la donna è riuscita in qualche modo a uscire dal mezzo e a mettersi in salvo. Nonostante si fosse pacifico, qual era il livello consistente delle acque, rimanendo bloccata all'interno, con i disagi del caso, l'attivazione dei pompieri. Ovviamente questo ha costretto a sospendere i lavori sulla galleria di Arsie e quindi lasciare aperta la galleria di Arsie, perché di fatto l'accesso sul Primolano era impedito. Il sottopasso è stato liberato in serata e la circolazione è tornata alla normalità. Pioggia, ma anche tanto vento, con alcuni alberi caduti a Vastagna, fortunatamente senza feriti. Vi sono stati poi dei danni anche in destra Brenta, in località Barbamarco è caduto un albero vicino alla sede stradale e sono prontamente intervenuti i dipendenti comunali. A proposito di sottopasso, monta la protesta anche lungo strada Torreselle a Bassano, dove i residenti ci hanno chiamato per segnalare la situazione disastrosa in cui versa il sito. Peggio di così? Già, peggio di così non si può. Ci troviamo lungo strada Torreselle a Bassano, al confine con il comune di Romano Dezzelino, in prossimità di un sottopasso molto trafficato ma ridotto in condizioni disastrose. Tanto che alcune residenti, a dir poco imbufalite per anni di incuria, hanno deciso di chiamarci e segnalare attraverso le nostre telecamere la situazione in cui versa il tratto in questione. Io vado via tanto in bicicletta e perciò questa è la strada che io devo fare. Con le macchine ormai l'erba viene dentro le macchine. Mi penso che le tasse le paghiamo anche noi come tutti gli altri cittadini di Bassano. Quando piove si allaga tutto, la gente è obbligata a fare il giro del globo per andare a casa, strade chiuse, che hanno chiuso altre strade, altri modi, e noi siamo imbottigliati quasi. Noi residenti qua di periferia siamo imbottigliati. Non c'è modo non c'è strada per poter andare a casa o andare a tornare dal lavoro, insomma è un disastro, un macello e nessuno si fa vedere. L'unica cosa, ripeto, mettere le transenne quando piove, perché l'acqua è 1,5 metri. L'altro giorno è rimasto dentro con la macchina di nuovo, l'hanno tirata fuori i signori qua vicino e avanti così. Se ne fregano, griglie che si rompono, che vai dentro con la ruota che ti spacchi la testa. Oltre alla bruttura del sito c'è da mettere sul piatto anche la questione legata agli impedimenti dei soccorsi. Se arriva l'ambulanza qua non puoi passare sotto, perciò deve fare il giro per Pove oppure tornare indietro, adesso che c'è la strada chiusa che tocca venire per Romano. Ci sentiamo proprio tagliati fuori qua perché nessuno non muove un dito, per nessuno. E in redazione è arrivata una vostra segnalazione anche sullo stato di incuria di un parco a Cabbaroncello. Allora siamo andati subito a vedere, questa è la situazione. È un degrado totale, venite a vedere con i vostri occhi, anzi con quelli delle telecamere. È arrabbiato il telespettatore che ci ha segnalato la situazione del parchetto di via Cavour a Cabbaroncello, a Bassano, al confine con Cassola.
E in effetti la situazione che si è materializzata davanti ai nostri occhi quando siamo arrivati lì ha dell'incredibile. Al piccolo parco si accede da un vialetto d'ingresso che presenta subito all'inizio alcuni cassonetti dei rifiuti, non proprio il miglior biglietto da visita. Fatti pochi passi ci si trova in mezzo all'erba alta e a fatica si distinguono alcuni giochi per bambini, in pratica inutilizzabili, così come 2 panchine, almeno una delle quali nascosta. Infatti ci siamo accorti della sua esistenza quasi per caso, passandoci a pochi centimetri di distanza. Idem per le altalene. Il residente che ci ha segnalato la situazione ci informa che l'erba non è mai stata tagliata, chissà, magari per le spese eccessive, e che anche volendo il quartiere non può mandare un volontario a tagliare l'erba, forse per questioni assicurative. Resta il fatto che si tratta dell'ennesima occasione persa per dare un po' di verde attrezzato alle famiglie del quartiere, che ovviamente si tengono alla larga da qui. E se avete segnalazioni di disagi, degrado, rifiuti abbandonati per strada, segnalate inviando foto o video al 340 321 8379 oppure via mail a redazione@reteveneta.it. A Maser premiati i migliori olivocoltori della Pedemontana Veneta nel 33esimo concorso a tema. Olivicoltori della Pedemontana Veneta si sono dati battaglia a suon di bontà e qualità nella 33esima edizione del concorso dedicato ai produttori di olio extravergine di oliva della Pedemontana, con una cerimonia di premiazione che quest'anno si è svolta a Maser in concomitanza con il convegno tenuto dai massimi esperti in materia. In scena l'oro verde che ha visto i periti riconoscere diverse categorie, dalla DOP ai biologici ai convenzionali, tenendo in considerazione anche i migliori confezionatori. E allora per la categoria DOP primo e secondo posto a 2 produttori povesi, la Tenuta Gentile e la Tenuta Camarcello. Per i biologici primo e secondo posto a Col di Stella di Marostica e Villa Angarano di Bassano. Il trevigiano ha fatto la parte del leone nella categoria convenzionale. In testa Luciano Breda di Sernaglia della Battaglia, seguito da Domenico Olinteo di Vittorio Veneto. Infine la cooperativa Pedemontana del Grappa di Marostica si è aggiudicata il primo premio per la categoria miglior bottiglia ed etichetta confezionatori, secondo a Oro de Poe, Tenuta Gentile di Pove del Grappa. Ed ora una serie di altre notizie che arrivano dal nostro territorio. A partire da sabato prossimo sino a domenica 3 settembre a Lusiana Conco saranno attivi i 2 punti informazioni della Proloco. Saranno aperti in piazza 4 novembre a Lusiana, in piazza San Marco a Conco. Il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, e la sua vice hanno ringraziato pubblicamente Bruna Zambon ed Emanuela Maculan, volontarie della Croce Rossa insignite rispettivamente della Croce di Anzianità e della Medaglia di Benemerenza. Il comune di Mussolente celebra il nuovo successo di Francesco Busatto, campione d'Italia Under 23. Il giovane ciclista ha conquistato, dopo numerose vittorie, il titolo a Mordano, in provincia di Bologna. La cronaca ci porta in Alta Padovana con la morte 2 anni fa a Reschigliano di Campodarsego dell'11enne Emanuela Brachia, investita mentre stava tornando a casa in bici. Le accuse contro l'investitore sono state archiviate. Cadono le accuse di omicidio stradale nel processo contro il 38enne veneziano di Santa Maria di Sala che l'11 ottobre 2021 aveva travolto con il suo furgone Emanuela Brachia, 11 anni, mentre rincasava in bicicletta. L'incidente era avvenuto alle 19:10 in via Pontarola nei pressi del centro di Reschigliano di Campodarsego. Emanuela, subito soccorsa, era morta dopo 2 giorni in ospedale senza mai riprendere conoscenza. A chiedere l'archiviazione del procedimento, accolte dal GIP del Tribunale di Padova, è stato Andrea Girlando, PM titolare delle indagini. Le perizie disposte dalla Procura hanno stabilito infatti che Emanuela ha attraversato la strada in sella alla sua bici al buio e fuori dalle strisce pedonali. Nulla ha quindi potuto fare l'investitore, che in quel momento era diretto verso la tangenziale e viaggiava rispettando i limiti di 50 km/h. Un terribile dolore per la comunità di Campodarsego, che si è stretta attorno alla famiglia di Emanuela, continuando per mesi a portare lumini e fiori sul luogo della tragedia.
Ora vi raccontiamo del provvedimento immediato del sindaco di Cadone che dopo l'incendio di un appezzamento di terra coltivato a frumento provocato da un cortocircuito di un allacciamento elettrico abusivo. Tolta la luce al campo nomadi, il provvedimento del sindaco di Cadone che 48 ore dopo l'incendio che lunedì pomeriggio ha distrutto un pezzo di campo di frumento in una proprietà privata di via Matteotti. I rilievi dei vigili del fuoco dopo lo spegnimento delle fiamme e dei tecnici dell'Enel hanno stabilito che il rogo è stato provocato da un cortocircuito di un allacciamento Enel abusivo effettuato con ogni probabilità dai membri del campo rom che si trova nelle immediate vicinanze. È a Cadone che stiamo seguendo una politica che intende contrastare l'abusivismo in tutte le sue forme e soprattutto non accettiamo che nel nostro territorio vi siano dei campi abusivi dove vivono persone. In questo caso dietro di me vedete questo allaccio abusivo che abbiamo scoperto dopo la propagazione dell'incendio. Abbiamo contattato l'Enel, abbiamo verificato fino all'ultimo istante la natura dell'allaccio e abbiamo visto che è un allaccio che non esiste, è un allaccio abusivo, peraltro pericolosissimo per l'incolumità pubblica, e quindi ho chiesto immediatamente all'Enel con il supporto delle forze dell'ordine e della polizia locale il disinnesco, quindi l'eliminazione dell'allaccio. Nelle prossime ore verrà completamente rimosso l'allaccio abusivo. Restano ben visibili intanto i pezzi di plastica dei tubi aneriti che salgono su fino ai fili della corrente. L'incendio di lunedì poteva avere ripercussioni ben più gravi se non si fosse accorto subito delle fiamme un volontario di protezione civile che ha dato l'allarme. In pochi minuti l'incendio si è propagato, lambendo anche un vicino campo di frumento e sarebbe arrivato fino a Cadone Vecchia. E non possiamo più permetterci di avere a Cadone questo campo abusivo, che è l'ultimo che rimane, perché sapete, vi ricordate che il campo di via Frattina è stato sgomberato circa un anno e mezzo fa. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con Focus, il programma di approfondimento del nostro direttore Luigi Baccialli, che avrà come ospiti questa sera a partire dalle 21:15 Mauro Armelao, Leopoldo Bottero, Luca Lapo, Alberto Montagnier, Antonio Pappalardo, Antonino Pipitone, Antonio Serraino e Marco Zabai. Per Bassano è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo.